E là, amici del Verde, pronti per una bella immersione profonda nel mondo della cura degli attrezzi da giardino. Così ci tuffiamo nel canale YouTube Giardiniamo, Ah. dove hanno risposto a una marea di domande degli spettatori su come mantenere i loro strumenti in, diciamo, perfetta forma. Cioè, è come un corso di perfezionamento virtuale sulla manutenzione degli attrezzi. Certo. Giardiniamo offre consigli pratici basati su domande reali, il che è incredibilmente prezioso per chiunque desideri che i propri strumenti durino a lungo. Avete mai pensato a come conservare correttamente l'olio per la motosega o al modo migliore per ingrassare il tagliasiepi? Interessante. Giardiniamo ha delle risposte davvero illuminanti. Ah, sì. Iniziamo subito con la domanda di Dario sulla conservazione dell'olio per motosega. Ok. Si chiede se sia meglio lasciare il serbatoio pieno o vuoto durante i mesi in cui la motosega va in letargo. Giardiniamo ha dato una risposta sorprendente. Consigliano di tenere il serbatoio pieno, in particolare con olio Stihl. Sapete perché? L'olio Stihl è privo di resina, quindi non cristallizzerà e non causerà problemi alla pompa, Interessante. anche dopo essere rimasto fermo per un po'. Capisco. A proposito di olio, a questo punto vorrei sottolineare l'importanza di utilizzare il tipo corretto. Sì. Potrebbe sembrare un dettaglio di poco conto, ma può avere un impatto significativo sulla durata della vostra motosega. Certo. La resina, ad esempio, può accumularsi e ostruire i piccoli condotti della pompa, compromettendone il funzionamento. Aspetta, quindi stai dicendo che non dovrei mai svuotare il serbatoio dell'olio della mia motosega? Esattamente. Interessante. Passiamo ora alla domanda di Gianmario su un modello specifico di decespugliatore, lo Stihl FR 210 Vuole sapere se può montare una testina di caricamento automatico del filo e la risposta è un sonoro sì. Esatto, è una testina universale compatibile con diverse macine, ma c'è un ma. Giardiniamo sottolinea che esistono diverse misure di testine di caricamento automatico. Ne citano anche una più piccola ideale per i decespugliatori meno potenti. Conoscere questo dettaglio potrebbe evitare di acquistare la testina sbagliata e ritrovarsi frustrati. Certo. Immaginate di dover lottare per montare una testina gigante su un piccolo decespugliatore. Parlando di problemi, Elisabetta ha scritto perché la sua vecchia motosega faceva le bizze dopo aver accidentalmente usato una miscela di carburante sbagliata. Ah sì? Anche dopo aver corretto la miscela e cambiato la candela, la motosega continuava a emettere fumo e olio. Giardiniamo offre alcune possibili spiegazioni, Ok. come l'olio residuo che gocciola dall'olio a catena non utilizzato o i fori di lubrificazione ostruiti sulla barra. Giusto. Proprio come un buon detective, spesso bisogna eliminare le possibilità e osservare attentamente cosa sta succedendo. Sì. A proposito di osservazione attenta, Giardiniamo sottolinea l'importanza di ascoltare i propri strumenti, soprattutto quando si tratta di ingrassaggio. Hanno risposto alla domanda di Mattia su quando e con quale frequenza ingrassare un tagliasiepi. Consigliano di ingrassare in base all'intensità di utilizzo dello strumento e attenzione in base al suono che la macchina emette. Interessante. Hanno persino riprodotto delle clip audio nel video per dimostrare cosa ascoltare, un consiglio incredibilmente pratico. Quindi se il vostro tagliasiepi inizia a cantare, probabilmente ha bisogno di un po' di grasso. Adoro il fatto che abbiano usato un'immagine così vivida. Già. Ma non è solo una questione di la frequenza di ingrassaggio dipende anche dal tipo di grasso che si usa e dalle condizioni di lavoro. Certo, un ambiente polveroso, ad esempio, richiederà una lubrificazione più frequente. Esatto, in sostanza ci stanno dicendo non affidatevi solo a una programmazione fissa, prestate attenzione ai segnali sottili che i vostri strumenti vi inviano, i suoni insoliti possono essere i primi campanelli d'allarme di potenziali problemi. Ora affrontiamo un dibattito che è emerso. Un decespugliatore a zagnino è sempre superiore. Gianmario ha dato il via a questa conversazione, condividendo che lui preferisce un modello a mano per i lavori più piccoli. Non sarebbe più facile usare un decespugliatore a mano per la rifinitura intorno alle piante delicate? Sì. Io ad esempio mi sentirei più a mio agio con un modello a mano in quelle situazioni. Giardiniamo riconosce che la questione è in parte soggettiva e dipende da ciò a cui si è abituati. Hanno persino condiviso opinioni diverse da parte dei lavoratori su quale tipo sia migliore sui pendi, con alcuni che trovano i modelli a zaino più stabili e altri che preferiscono quelli a mano per la manovrabilità e il supporto rapido in caso di scivoloni. Capisco. Ma aggiungono anche un'osservazione interessante. Chi inizia a usare un determinato tipo di decespugliatore spesso continua a preferirlo, anche per lavori in cui un modello diverso potrebbe sembrare più adatto. È come se il nostro corpo si adattasse a un certo modo di lavorare e questo diventasse la nostra modalità predefinita. È vero, quando ci si abitua a un certo modo di fare le cose può essere difficile cambiare.
E a volte questa familiarità si traduce in una maggiore efficienza, perché non si deve pensare tanto a come usare lo strumento. Esattamente. Ci ricorda che sebbene possano esserci vantaggi oggettivi di un tipo di strumento rispetto a un altro, anche fattori soggettivi, come l'esperienza e le preferenze personali, possono influenzare in modo significativo le nostre scelte. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra questi fattori oggettivi e soggettivi. Sì. La cosa più importante è che lo strumento che scegli ti aiuti a svolgere il lavoro in modo efficace e sicuro. Proprio così. E penso che Giardiniamo faccia un ottimo lavoro nel riconoscere le sfumature di queste decisioni. Non si limitano a promuovere un tipo di strumento rispetto a un altro, presentano i pro e i contro Sì. e incoraggiano gli spettatori a considerare cosa funziona meglio per loro. È questo tipo di approccio riflessivo che rende i loro contenuti così preziosi. Esatto. Non ti danno solo risposte veloci, ti aiutano a sviluppare una comprensione più profonda degli strumenti e di come usarli in modo efficace. È come se ti dessero la possibilità di diventare un esperto di strumenti. Prima di passare alla seconda parte della nostra immersione profonda, vorrei sottolineare un'altra domanda che mi ha colpito. Ok. Ricordate il problema di Elisabetta con la sua motosega fumante? Ah sì. Quella in cui, anche dopo aver sistemato la miscela di carburante e aver avviato la candela, continuava a mettere fumo e a gocciolare olio? Giardiniamo ha offerto alcuni suggerimenti perspicaci per la risoluzione dei problemi, Sì. ma ha anche sottolineato un aspetto cruciale. Qua. Hanno sottolineato che quando si tratta di risolvere i problemi, a volte si tratta di un processo di eliminazione. Giusto. Potrebbe essere necessario controllare diverse potenziali cose prima di individuare il colpevole. È come risolvere un puzzle. Esatto. Si raccolgono gli indizi, si eliminano le possibilità e alla fine la soluzione si rivela. E proprio come con un puzzle, la pazienza e la perseveranza sono fondamentali. Assolutamente. E questo è un ottimo insegnamento per chiunque abbia a che fare con uno strumento capriccioso. Non arrenderti troppo presto. Oh no. Con un po' di lavoro investigativo e qualche consiglio da parte di esperti come Giardiniamo, spesso è possibile rimettere in funzione gli strumenti. Pronti per il capitolo finale della nostra avventura con Giardiniamo? Immergiamoci. Sono ansioso di vedere quali altre perle di saggezza scopriremo. Benissimo. Bentornati alla nostra immersione profonda nel mondo della manutenzione degli attrezzi con Giardiniamo. Sì. Pronti a scoprire altre gemme di saggezza dai loro video di domande e risposte? Assolutamente. Sto ancora pensando a quella cosa di ascoltare i propri attrezzi. Ah sì, È un concetto così semplice ma potente, eppure spesso viene trascurato. è vero. A volte basta davvero fermarsi un attimo a fare attenzione ai rumori che i nostri strumenti emettono per capire se c'è qualcosa che non va. Ah, è proprio così, si tratta di essere attenti ai segnali, anche quelli più sottili che i nostri attrezzi ci inviano. E a volte questi segnali sono più uditivi che visivi. Parlando di segnali uditivi, torniamo alla domanda di Christian sulla sua motosega. Aveva problemi ad avviarla e Giardiniamo ha offerto degli ottimi consigli. Ah sì. Hanno evidenziato l'importanza della sicurezza, sottolineando che questa particolare procedura dovrebbe idealmente essere eseguita senza la catena e la barra montate, Sì, o perlomeno con il freno catena inserito. certo. Ricordiamoci che il freno catena è quella piccola leva che blocca la catena e impedisce di muoversi anche a motore acceso. Esatto. Giusto. Mi è capitato un paio di volte di dimenticare quel freno e di rischiare grosso. Ah, Quindi spiegaci cosa hanno detto di fare. Ah. Sufficiente far girare il motore per un po'. esattamente. Hanno suggerito di far girare il motore per un breve periodo, per eliminare l'eventuale eccesso di miscela di carburante che potrebbe essersi accumulato. Ah, Questo può aiutare a prevenire l'ingolfamento del motore. capisco. A volte basta davvero poco per rimettere in moto la nostra fedele motosega. Parliamo ora di attrezzi a batteria. Ok. Giardiniamo ha risposto a una domanda di Paolo sul potatore GTA 26 e sulla durata di una singola carica. L'hanno messo alla prova, Oh, tagliando tasselli di legno duro di 4 cm di spessore fino a quando la batteria non si è scaricata. interessante. Il risultato? Un impressionante numero di attataggi, Wow. ovvero circa 25 minuti di utilizzo continuo. Naturalmente hanno precisato che questo può variare a seconda dello spessore e della durezza del legno che si taglia. Certo. È utile avere questi parametri di riferimento, però. Da. Ci danno un'idea realistica di cosa aspettarci in termini di durata della batteria. Sì. E parlando di aspettative, torniamo al dibattito tra decespugliatore a zaino e decespugliatore a mano. Ok. Abbiamo accennato a opinioni diverse riguardo al loro utilizzo sui pendi. Ma Giardiniamo ha sollevato anche un altro punto interessante. Hanno condiviso che nella loro esperienza i lavoratori abituati a usare un decespugliatore a zaino spesso continuavano a preferirlo, anche per compiti in cui un modello a mano sarebbe stato più pratico. Sembra che ci sia un elemento di familiarità e comfort che entra in gioco.
È come per qualsiasi altra cosa. Quando si è abituati a un certo modo di fare le cose, può essere difficile cambiare. Vero. E a volte questa familiarità si traduce in una maggiore efficienza, Sì. perché non si deve pensare tanto a come usare lo strumento. La memoria muscolare prende il sopravvento. Un'ottima osservazione. Ci ricorda che sebbene possano esserci vantaggi oggettivi di un tipo di strumento rispetto a un altro, fattori soggettivi come le esperienze e le preferenze personali possono anche influenzare in modo significativo le nostre scelte. Si tratta di trovare il giusto equilibrio tra quei fattori oggettivi e soggettivi. Esatto. Ciò che conta di più è che lo strumento che scegli ti aiuti a svolgere il lavoro in modo efficace e sicuro. Esattamente. Credo che Giardiniamo faccia un ottimo lavoro nel riconoscere le sfumature di queste decisioni. Non si limitano a promuovere un tipo di strumento rispetto a un altro, ma presentano i pro e i contro e incoraggiano gli spettatori a considerare cosa funziona meglio per loro. È questo tipo di approccio riflessivo che rende i loro contenuti così preziosi. Vero. Non si limitano a dare risposte veloci, ma aiutano a sviluppare una comprensione più profonda degli strumenti e di come usarli efficacemente. È come se ti mettete in condizione di diventare tu stesso un esperto di strumenti. E prima di passare alla parte finale della nostra immersione profonda, vorrei evidenziare un'altra domanda che mi ha davvero colpito. Ok. Ricordate il problema di Elisabeth con la sua motosega fumante? Ah sì. Quello in cui, anche dopo aver sistemato la miscela di carburante e aver cambiato la candela, continuava a emettere fumo e a gocciolare olio. Giardiniamo ha offerto alcuni suggerimenti perspicaci per la risoluzione dei problemi, ma ha anche sottolineato un aspetto cruciale. Quale? Hanno sottolineato che quando si tratta di risolvere i problemi, a volte si tratta di un processo di eliminazione. Giusto. Potrebbe essere necessario controllare diverse potenziali cause prima di individuare il colpevole. A volte la soluzione più ovvia non è quella giusta. È come risolvere un enigma. Si raccolgono gli indizi, si eliminano le possibilità e alla fine la soluzione si rivela. È proprio come con un enigma, la pazienza e la perseveranza sono fondamentali. Non bisogna arrendersi al primo ostacolo. Assolutamente. E questo è un ottimo insegnamento per chiunque abbia a che fare con uno strumento capriccioso. Non arrenderti troppo presto. Esatto. Con un po' di lavoro investigativo e qualche consiglio da parte di esperti come Giardiniamo, spesso è possibile rimettere in funzione gli strumenti. Pronti per l'ultimo capitolo della nostra avventura con Giardiniamo? Certo, sono curioso di scoprire quali altre perle di saggezza ci riserva questa terza parte. Eccoci arrivati all'ultima parte della nostra immersione profonda con Giardiniamo. Abbiamo esplorato la cura della motosega, i segreti del decespugliatore, i consigli per la risoluzione dei problemi, l'importanza di ascoltare i nostri strumenti. Già un sacco di roba. Cosa ti ha colpito di più finora? Beh, devo dire che sono rimasto colpito dalla capacità di Giardiniamo di condensare così tante informazioni pratiche nei loro video. Non si limitano a dirti cosa fare, Esatto. ma spiegano anche il perché, che rende i loro consigli molto più preziosi. Concordo. È chiaro che hanno una profonda conoscenza di questi strumenti e una genuina passione per aiutare le persone a prendersene cura nel modo migliore. Già, si vede che ci tengono. E non dimentichiamo il loro approccio pragmatico e concreto. Vero. Offrono soluzioni realistiche applicabili nella vita di tutti i giorni, che possono davvero fare la differenza nella cura dei nostri attrezzi. Assolutamente. Parliamo di un altro argomento che ha attirato la mia attenzione. La domanda sull'ingrassaggio di intagliasiepi. Ok. Giardiniamo ha un approccio unico, Ah sì. suggerendo di ascoltare il suono della macchina Ah, per determinare quando ha bisogno di grasso. interessante. Un consiglio davvero pratico. Già. Hanno persino riprodotto delle clip audio nel video. Per illustrare la differenza tra un tagliasiepi ben ingrassato e uno che implora di essere lubrificato. Che capisco. È come se dicessero: non affidatevi solo a un programma fisso, sintonizzatevi su ciò che il vostro strumento vi sta dicendo. Bella immagine, mi piace. E questo è un principio che può essere applicato a così tanti aspetti della manutenzione degli strumenti. Vero. Prestare attenzione a sottili cambiamenti nel suono, nelle prestazioni o persino nell'odore. Può spesso aiutare a identificare potenziali problemi prima che diventino grossi grattacapi. Esatto, prevenire è meglio che curare. Si tratta di essere proattivi piuttosto che reattivi. Già. E invece di aspettare che la macchina si rompa, impariamo a riconoscere i segnali di allarme e interveniamo tempestivamente. Ottimo consiglio. Ricordi l'osservazione di Giardiniamo su come le nostre prime esperienze con gli strumenti possono influenzare le nostre preferenze. Ah sì, quella in cui dicevano che i lavoratori che iniziavano con un particolare tipo di decespugliatore spesso lo trovavano più comodo ed efficiente da usare, anche per compiti in cui un modello diverso sarebbe sembrato più adatto. Già, è incredibile come ci si abitui a certe cose. È affascinante come il nostro corpo e la nostra mente si adattino a determinati modi di lavorare.
Diventa quasi una seconda natura usare uno strumento in un modo particolare. Anche se potrebbe esserci un metodo leggermente migliore. Ci ricorda che non c'è sempre una sola risposta giusta quando si tratta di strumenti e tecniche. Esatto. La cosa più importante è trovare ciò che funziona meglio per te e per le tue esigenze specifiche. E questo è dove Giardiniamo eccelle. Incoraggia il pensiero critico e aiuta gli spettatori a prendere decisioni informate in base alle loro circostanze individuali. Già, non c'è un dogma assoluto. Esatto, ma piuttosto una serie di opzioni tra cui scegliere in base alle proprie necessità e preferenze. Bene, mentre concludiamo questa immersione profonda in Giardiniamo, mi ritrovo con un rinnovato apprezzamento per l'importanza della manutenzione dei strumenti. Non si tratta solo di mantenere i nostri strumenti in buone condizioni di lavoro. Certo. Si tratta di prolungarne la durata, garantire la nostra sicurezza e in definitiva rendere i nostri lavori di giardinaggio più piacevoli ed efficienti. Assolutamente. Prendersi cura dei propri attrezzi è un investimento che ripaga sempre. Quindi a tutti voi, appassionati di attrezzi là fuori, ricordatevi di ascoltare i vostri strumenti, di prestare attenzione ai dettagli e di non aver paura di sperimentare per trovare ciò che funziona meglio per voi. Ottimi consigli. E se avete mai bisogno di un consiglio esperto, Sì. Giardiniamo è una risorsa fantastica. Assolutamente. I loro consigli pratici e le spiegazioni approfondite sono una testimonianza della loro passione nell'aiutare le persone a ottenere il massimo dalle loro attrezzature da giardino. Già, si vede che amano quello che fanno. Prima di salutarci vorrei lasciarvi con una domanda stimolante. Ok, dimmi, abbiamo esplorato alcuni dei migliori consigli di Giardiniamo per la manutenzione degli strumenti. Ma quali sono le vostre strategie per mantenere i vostri strumenti in perfetta forma? Bella domanda. Sono curioso di sentire cosa hanno da dire i nostri ascoltatori. Condividete la vostra saggezza nei commenti. Ci piacerebbe ascoltare le vostre opinioni e imparare dalle vostre esperienze. Il confronto e la condivisione delle conoscenze sono fondamentali per crescere come appassionati del verde. Assolutamente d'accordo. E se c'è un argomento su cui vorreste che facessimo un'immersione profonda, Sì. fatecelo sapere. Siamo sempre desiderosi di esplorare nuove aree e aiutarvi a navigare nell'affascinante mondo dell'informazione. Benissimo. Non vediamo l'ora di leggere i vostri suggerimenti. Fino alla prossima volta, buon giardinaggio a tutti. Ciao a tutti.